Ci trasferiamo con un altro ospite a Udine, Claudio Boardo, Fronte Friulano. Ieri eravate impegnate in una iniziativa. Che cosa avete fatto e che risultato, se avete ottenuto qualche risultato? Buonasera a tutti. Eravamo praticamente sul Bifera, un monte subito sopra Sauris, per capirci, a confine fra il Bellunese e il Friulano, ecco. Eravamo a contestare, a fare presenza contro il continuare a usurpare il territorio praticamente. Stanno prendendoci il territorio come poligono di tiro, dove gli americani vengono lì a tirare dei proiettili e ad allenarsi, chiamiamolo così, che arrivano a 10-11 parerodi in centimetri di diametro, spargendo schegge dappertutto, vanificando così quello che può essere il recupero boschivo della zona, che le schegge entrando negli alberi non vengono più tagliate perché saltano le seghe, salta tutto, uno che lavora nel bosco lo sa. E a parte questo abbiamo parlato, speso, tutti i politici lo dicono, recuperiamo la montagna al fine turistico e quel santo e quella, tutte frottole, ci stanno umiliando di nuovo. Abbiamo persone sopra che già faticano a vivere in quelle zone, che ci sono stati degli investimenti incredibili pubblici nei confronti di Sauris e altre zone limitrofe, proprio al fine turistico, e poi andiamo a vanificare il tutto facendo queste porcherie. Se questo poligono debbono farlo, che poi non capiamo bene a cosa serve, non siamo in conflitto con nessuno, non abbiamo guerra in piedi, potrebbero rientrare anche i militari che abbiamo in giro per il mondo, perché sarebbe ora di finirla, per dirla chiara, si potrebbe terminare di comprare e spendere miliardi in aerei da combattimento, e qui continuiamo con i poligoni. Ma scherziamo? Se il poligono vogliono farlo, se lo facciano a Roma. Questa è l'alternativa che noi proponiamo. Noi siamo stanchi, abbiamo caserme dismesse dappertutto. Sono cadaveri in piedi che stanno cadendo in mezzo al Friuli. Boardo, è troppo facile dire facciamolo a casa degli altri. Abbiamo Aviano, abbiamo la zona di Vicenza nel Veneto. Veneto e Friuli sono fin troppo penalizzati. Boardo, scusi, è troppo facile dire facciamolo sì ma a casa di altri. Non dimentichiamoci che noi qui abbiamo le caserme, che ci sono, purtroppo, i militari si devono esercitare, poi che ci debbano essere o non ci devono essere è un altro discorso, ma se devono fare la loro attività non c'è solo lì il poligono, c'è anche sul Ciaurlec qui in provincia di Pordenone, è la loro attività questa. Ecco, però continuo, ribadisco, non si può nella stessa zona investire soldi pubblici che sono le tasse dei nostri cittadini per recuperare la zona al fine turistico e poi fare una cosa del genere in zona turistica. Questo è un SIC, è già stato destinato, è un sito di interesse, ecco. A questo punto non si può fare un poligono lì, non si può continuare a tirare lì. Qualcuno ha sbagliato, se i tecnici hanno previsto una cosa e poi fanno una cosa completamente contro natura per le scelte già fatte, c'è qualcosa che non va. Io non dico che non serva il poligono, non può essere fatto in quell'area, è impossibile a mio avviso. Grazie quindi a Claudio Boardo.